Corsa contro il tempo per trovare una sistemazione ai 40 somali sbarcati a Lampedusa e destinati dal governo alla Marca Trevigiana. I migranti sono stati ospitati ieri da Donaldo Danieli a Ponzano Veneto, ma è una soluzione temporanea e già nella giornata di giovedì la struttura deve essere liberata perché prenotata per altre attività. Mentre il cronometro inizia a correre inesorabile, in prefettura si susseguono i vertici. Il primo convocato per questa mattina si è concluso con un mezzo nulla di fatto ed è stato aggiornato a domani. L'attività in questo momento è frenetica e non ci sono ancora delle soluzioni che si prospettano con certezza. L'apertura del polo fieristico in zona dogana è stata la prima soluzione presa in esame ed è stata anche la prima ad essere scartata. Naufragata dopo appena una ventina di minuti, la struttura del comune è chiusa da 4 anni per l'inagibilità dei locali. Ci sono infiltrazioni d'acqua, il riscaldamento non è funzionante, ci sono delle piccole cose che fa sì che abbiamo deciso questa mattina che non è agibile. Così tocca alla Caritas fare la propria parte. L'associazione di Don Davide Schiavon ancora una volta ha messo a disposizione il proprio impegno, rendendosi disponibile ad accogliere fino a 4 profughi. Sono in difficoltà loro, adesso devono andare a correre per sistemare le cose. Altri 3 dovrebbero trovare alloggio alla cooperativa alternativa e una coppia sarà ospitata dal comune di Silea, che anche questa volta ha messo a disposizione un alloggio d'emergenza. Per trovare gli altri posti letto, una trentina in tutto, la prefettura e l'amministrazione comunale sperano nell'ISRA, che al momento non si è ancora sbilanciata. Inizialmente ci avevano chiesto una quindicina di posti, ora sono già diventati 28. Li valuteremo, oggi pomeriggio o domani mattina subito faremo un consiglio e poi saremo precisi. Potrebbe essere dunque una casa di ricovero in disuso ad ospitare il maggior numero degli immigrati che, secondo quanto comunicato dal governo agli enti locali, dovrebbero fermarsi qui per almeno 3 mesi.